Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Signore e signori, buongiorno, benvenuti a questa iniziativa. Iniziamo col primo show cooking, quindi Luigi Pomata. Il caso vuole che siamo due sulcitani, quindi racconteremo il nostro territorio che è ricco di eccellenze, che va molto di moda questa parola, però in effetti abbiamo anche delle rarità. Chiaramente Luigi, venendo da Carloforte, fa questo piatto che sarà un excursus, un viaggio che parte dall'isola di San Pietro e arriva sino a Capra, immagino il Sinis, dove arriva? Beh, diciamo che a me piace molto valorizzare il nostro territorio, anche perché dico che valorizziamo poco il nostro territorio. Noi siamo un'entità. Ma no, la Sardegna, noi siamo uno stato a sé, perché abbiamo una biodiversità che tutti ci invidiano, quindi perché non valorizzarla? E ogni piatto per me deve raccontare una storia, che sia Carloforte, che sia Oristano, che sia Alghero, viceversa. L'importante sia territorio, ma sia anche qualità. Perché la qualità vuol dire che c'è gente che ci mette la faccia, ci mette il sudore e si impegna per dare il massimo. E noi dobbiamo valorizzare queste eccellenze. Sì. Io volevo proporre, e dopo l'altra cosa fondamentale è la sostenibilità, perché senza sostenibilità non si va da nessuna parte. Quello che ho voluto fare è un riso, Carnaroli che arriva dall'Oristannese, abbiamo un'eccellenza del riso, dove abbiamo dei terreni sapidi, ci danno un riso con una salinità eccezionale, abbiamo diverse aziende, eccellenze, tra l'altro le barbattelle che vengono impiantate in Piemonte, la maggior parte parte dalla zona di Oristano. Quindi farò un riso Carnaroli di Oristannese che vado a lavorare solo con acqua naturale. Vado a tostare a secco, Tatsu è il mio assistente che arriva dal Giappone. Vai Tatsu. Io pensavo fosse anche di Carloforte. No, tutt'al più dell'isola piana. No? Andiamo a tostare a secco. Perché lavoro a secco? Perché se vado a usare una materia grassa, lavorando ad alte temperature, vado a bruciare i grassi, quindi vado a perdere quelle proprietà che i grassi mi possono trasmettere. Preferisco metterli in un secondo momento. E l'altro lavoro che andiamo a fare, cosa andiamo? Andiamo a recuperare l'acqua della mozzarella, perché l'acqua della mozzarella mi dà un sapore aggiunto, mi dà una cremosità. Quindi il riso sarà un riso fatto prevalentemente con acqua naturale, perché lo faccio neutro. E dopo andiamo ad aggiungere che cosa? Scampo marinato, foglie di cappero, che di solito non si usano mai. Mentre invece col carapace dello scampo cosa facciamo? Non li buttiamo via, facciamo una salsa barbecue. Quindi andiamo a tostare bene gli scampi, li facciamo arrostire, mettiamo del pomodoro, della paprika, delle erbe aromatiche e creiamo questa crema che mi dà un sapore di arrosto, quindi un rinforzo dello scampo nel finale, che lo scampo viene messo a crudo. Sì, come dicevi, la sostenibilità, anche l'uso di tutte le materie, non si scarta niente. Quindi ha parlato della foglia del cappero, che in effetti è inusuale come l'utilizzo, però in questo caso... No, noi tutti usiamo il cappero, la foglia è sempre il prodotto di scarto, invece la foglia è eccezionale. Dico sempre che in ogni abbinamento ci vuole sempre parsimonia, perché noi andiamo a abbinare qui in questo caso scampi con un burro acido, burro, parmigiano, la sapidità mi verrà data dal cuore del tonno, quindi parto da Carloforte, il fil rouge, tutto il sulcis, arrivando sino a Oristano. Quindi cosa abbiamo? Da Carloforte ho preso il cuore di tonno, perché la bottarga dappertutto si sa usare, il cuore è un po' più difficile, però va valorizzato perché ha una sapidità leggermente inferiore rispetto alla bottarga, è un bel sapore. Dalla zona di Portofino cosa ho preso? Ho preso il profumo della Sardegna. Il profumo della Sardegna cos'è? L'olio di lentischio. Ma anche qua in questo caso vengono 2 o 3 gocce, perché se noi esageriamo con lentischio mi va a coprire domina totalmente il piatto. Tutto il sapore. Andiamo? Posso chiederti, anche le foglie di cappero vengono dall'isola di San Pietro? Poi sì. La tradizione del cappero carlofortino è poco conosciuta, ma è molto diffusa. Credo che anche lì ci sia un bel lavoro da fare. Questo tra l'altro è un piatto che abbiamo in menù. Ah, ecco. Quindi mettiamo il timer. Ok. Quindi gli amidi. Allora, perché preferisco? Innanzitutto utilizziamo un riso Carnaroli. Per fare il risotto io uso o Carnaroli o Viano Renano. Sì, sono i due. Facciamo una tostatura molto decisa perché
perché durante le lavorazioni, e fortunatamente noi in Sardegna abbiamo delle macchine un po' antiche, quindi rispetto al continente dove il riso subisce 7 passaggi, prima della brillatura, lucidatura e tutto, da noi ne subisce 3 o 4, si formano delle cricche. Le cricche sono le spaccature che si formano nel riso, sono visibili al microscopio. Quante volte vi sarà capitato di fare un risotto e di trovare i chicchi spaccati? Quello è perché quando viene pulito e viene mondato il riso si fanno queste cricche. Quindi la tostatura a secco fa sì che queste cricche si chiudano. Lo shock termico mi permette di far sì che si formi una patina nel chicco. Il chicco non si sfalda. Non si sfalda. E dopodiché cominciamo la cottura con acqua naturale. Perché acqua naturale? Perché se vado a mettere un brodo vegetale o qualsiasi altro fumetto di pesce, cosa succede? Che deve cuocere 12 minuti il riso. Ho un'evaporazione. Avendo un'evaporazione, una concentrazione dei sapori che io vado a mettere. Quindi se un riso a base, un brodo a base di verdura avrò una concentrazione di verdure, se un fumetto di pesce una concentrazione a base di pesce. E l'altra cosa che utilizziamo noi è mettere alla fine tutti gli ingredienti. Perché? Perché se io adesso vado a mettere il barbecue di scampi, pensate da qui a 12 minuti cosa ho? Ho tutti i profumi che vanno via, è una concentrazione della salinità. Aggiungere sale c'è sempre tempo, a togliere è sempre un problema. Quindi lavoriamo in questo modo. L'unica cosa che facciamo, a metà cottura, andiamo a mettere un po' di sale. Il sale ha la sua funzione, fa sì che non precipitino gli amidi. Perché se io adesso non vado a mettere sale, ho una precipitazione degli amidi e quindi ho la collosità che si attacca sul fondo della pentola. Fuoco abbastanza sostenuto, perché ecco, lo stesso problema degli amidi che cadono, devo dargli fuoco sostenuto e girarlo costantemente e devo far sì che durante la cottura venga girato per far sì che rilascia l'amido. Perché se non lo giro non ho amidi e quindi non ho quella collosità, quella cremosità che serva. Dopodiché abbiamo due tipi di burro. Tutto questo prodotto arriva da Arborea, un'altra eccellenza che abbiamo in Sardegna. In questo caso abbiamo il Gran Campidano, che serve a darmi la rotondità del piatto. E abbiamo due tipi di burro. Un burro normale e un burro acido. Burro acido come è fatto? Cipolla, aceto di vino bianco, facciamo consumare, togliamo la cipolla, aggiungiamo il burro e montiamo piano piano. Perché? Perché l'acidità mi serve per compensare che cosa? Il dolce degli scampi e la cremosità del formaggio. In ogni piatto cerco di trasmettere quelle che si chiamano emozioni gustative, quindi uno deve sentire il riso, ma allo stesso tempo deve sentire l'acido, deve sentire il salato, deve sentire la parte aromatica. Diciamo che il risotto classico si faceva con il suo solito fondo grasso, quindi la cipolla toccata finissima, il burro e poi il vino andando in sfumatura. In questo caso invece tutti questi passaggi vengono sintetizzati col burro acido. È scuola Marchesi, sì. Ecco. Ho avuto la fortuna di lavorarci e questo è... Tra le tante esperienze Luigi, quella di Marchesi e poi il... Adesso andiamo a alternare. Andiamo a alternare l'acqua naturale all'acqua della mozzarella. Perché buttarla via? È una sua sapidità, un suo perché l'acqua della mozzarella. Ma anche in una cacio e pepe, io faccio una cacio e pepe bottarga, cacio e pepe, io vado a mantecare tutto con l'acqua della mozzarella. E perché devo buttarla via? Ce l'ho, che senso ha? La utilizziamo. E dopo un altro elemento fondamentale che mi serve a dare quell'aspetto marino e iodato sono le alghe di mare. Che le alghe di mare nella nostra cultura sono usate sempre pochissime, eccetto la lattuga di mare che si usava in insalata. Nella cultura giapponese loro fanno molta sostenibilità perché usano tutto. Quindi abbiamo le nostre alghe, in ogni caso abbiamo qua la lattuga di mare, alga nori e l'alga rossa. No, dalla punta. Dalla punta, ecco. Perché? Perché meno sale metto e più vado incontro agli aspetti salutari della cucina. Noi cerchiamo di fare una cucina con pochissimo sale, cerchiamo di valorizzare il sale contenuto negli ingredienti. Quindi in questo caso cosa ho? Ho la sapidità del cuore,
che il cuore di tonno viene messo sotto sale per 3 mesi e dopo lasciate essiccare, quindi rilascia il suo sale. Ho la parte sapida delle alghe e ho anche il cappero, perché la foglia del cappero noi la mettiamo sotto sale, la lasciamo stare 6 mesi sotto sale e dopo la mettiamo sotto olio. Quindi ho diverse sapidità, perché devo aggiungere sale? Anche per quello io vado a lavorare con acqua naturale. L'acqua naturale fa sì che io non vado a utilizzare sale. Poi vedo questa foglia verde. Quello è il finocchietto, finocchietto selvatico, in questo momento sta adesso a metà cottura andiamo a mettere sale. Quindi il trend della cucina iposodica, che negli Stati Uniti, se ricordate, Barack Obama provò a fare un tentativo sulla dieta degli americani, ma per un certo periodo riuscita, ma totalmente adesso dimenticata. Invece da noi da noi diciamo che è sempre più diffusa l'idea che comunque il piatto deve avere una sapidità equilibrata, non eccessiva, perché già abbiamo ripeto, già il cuore di tonno che di per sé è stato subito la salagione, quindi già tutti questi elementi sono già sapidi, quindi si va sempre lì per mantenere un equilibrio. Però partiamo da una cucina americana che non è a cucina, no. È un mix di tante culture e di tante cucine. E noi partiamo sempre da una base, che la base è stata quella della conservazione. Noi come conservavamo sotto sale o essiccato. Quindi partiamo da una cucina che ha già il suo spessore di sapori. Quindi si va. E dopo cosa c'è? Che durante gli anni freddi, quando c'erano frigoriferi, che cosa ti arrivava di pesce? Il baccalà e le sardine. Quindi noi partiamo da una cucina che è di una base salata, perché la conservazione doveva essere utilizzato il sale per conservare, quindi per quello. E allora da quell'esperienza io cerco sempre di valorizzare il sale contenuto negli ingredienti, perché anche le verdure, tutti gli ingredienti hanno la loro quantità di sali minerali. Perché noi le verdure stufate noi non usiamo per niente né sale né acqua, mettiamo le verdure nel tegame, le facciamo andare a bassa temperatura e piano piano cuocio senza aggiunta di sale. Cosa utilizzo? Le erbe aromatiche, perché il sale, se io faccio evaporare l'acqua che è contenuta, il sale delle verdure si concentra e quindi hanno la loro sapidità naturale, quindi sento il sapore delle verdure, se sono verdure buone. Perché andare ad aggiungere sale? Tiriamo fuori dagli ingredienti. Ora che mi hai ricordato il sale, per esempio, l'isola di San Pietro aveva una salina molto importante, c'era una salina molto importante. Che era in rete con la salina di Sant'Antioco e poi quindi tutta la tradizione costiera, sino ad arrivare al grande patrimonio Conti Vecchi, delle saline presenti qua in agro, diciamo, di Pula, di San Rocco, scusate, fa parte di quella tradizione dove il sale era anche originava anche il lavoro, era a parte il salario, però era proprio ha originato grandi culture di lavoro e anche di esportazione di prodotto. E Carlo Forte, chiaramente, avendo la tradizione anche della fumicatura e della salagione, quindi faceva un largo uso del sale. Beh, tra Sant'Antioco, Carlo Forte e Porto Scuso il sale era fondamentale. Se tu pensi che la più grossa concentrazione di tonnare in tutto il bacino del Mediterraneo ce l'avevamo noi, quindi in Sardegna più che altro, perché metà 800, primi 900 si contavano 123 tonnare, da Stintino arrivare sino a Cagliari, dopo Margine Rosso c'è una tonnara e quella era l'ultimo avamposto. Quindi il sale era fondamentale e le saline tra queste di Conti Vecchi, la salina di Sant'Antioco e Carlo Forte era proprio. Io mi ricordo ancora 18 anni, 20 anni, studiando al nautico, io avevo di fronte la salina, era ancora in attività. Abbiamo avuto un'altra esperienza in comune, il nautico, che è un istituto tecnico che ha formato dei grandissimi direttori di macchine e anche grandi capitani. Io ho avuto la fortuna di fare il nautico e l'alberghiero, quindi posso scegliere. Il nautico ricordo che aveva il 100% di assunzioni, chi usciva dal nautico era anzi... Fortunatamente c'è ancora. Rimane ancora un istituto tecnico di altissimo livello. E proprio di fianco al nautico o di fronte c'era questa visione
delle saline, che io ho avuto modo di conoscere, ma che credo anche Luigi, ancora in funzione. Hanno funzionato sino ai fine anni 70. No, diciamo che col primo girotorno io portai a Carloforte Marchesi e Iaccarino. Quindi il primo girotorno parliamo del? 25 anni fa, qua, nel 2001. 2002. E portai Iaccarino, Marchese del Pre Carloforte, andammo di notte perché ricordiamoci che le saline fa parte dei monopoli di Stato. Entrammo in salina a prendere il sale, loro impazzirono per questa parte iodata che valsa di Carloforte e ancora adesso Iaccarino lo ricorda che entrammo in salina a rubare sale. Quindi è un regalo. Io potrei citare un altro esempio, ma poi dopo magari se c'è il tempo. Beh, noi abbiamo un sale eccezionale, sì. Perché io utilizzo sale sardo perché ha una sapidità diversa, una salinità diversa rispetto ad altri sali. Sala molto di più. Difettiamo dove? Difettiamo nel marketing e nel credere in queste piccole realtà, perché sono piccole realtà che tutto il mondo porta avanti, noi paradossalmente le andiamo a chiudere. Ci incrociamo anche su questo. Perché noi compriamo il sale dall'Inghilterra, il sale Maldon dalla Francia, da Ibiza, da tutte le parti del mondo, il sale rosa dall'Himalaya e il nostro sale invece è abbandonato in mezzo ai campi. Al limite Cervia, sì. Cervia, anche lì sono riusciti a fare un distretto sul sale e noi riusciamo invece a perdere anche questo trend. Anche se allora, vedete, ho utilizzato acqua naturale e tutta l'acqua della mozzarella. Quindi tempo di cottura? 12 minuti. 12 minuti e si va a sommare. Ok. Ok. Tutto acqua naturale e acqua di mozzarella. Adesso vado a dare il sapore, quindi andiamo a mettere l'alga, un po' di alghe. Paitazzo. Burro acido. Quindi anche nel tuo ristorante comunque il tonno, immagino, la faccia da padrone. Io ricordo l'apertura che avevi già Il tonno la fa da padrone per una questione mia culturale. Sì, appunto. Perché è un'eccellenza, no, è un'eccellenza che porta avanti. Sì, ma l'hai sempre valorizzato avendo anche la cultura, portando diciamo la cultura giapponese che hanno un rispetto per la materia prima che non ha uguali. Abbiamo due modi di scelta, di selezione diversi dal tonno tra noi e il Giappone. Loro vogliono un tonno esageratamente grasso, sì. che per noi non andrebbe bene. Aspetta, Tatsu, ok, mettilo un attimo a scaldare. Mentre noi vogliamo un tonno appena pescato dalla mattanza, diciamo che ha lo stomaco vuoto. Perché cosa porta avanti il tonno? Perché a parte un'eccellenza che c'è in Sardegna, ma è un'eccellenza che ci contraddistingue, anche perché se Carloforte esiste grazie al tonno. Se noi andiamo indietro, Carloforte d'inverno cosa c'era da mangiare? C'era la spina che mettevi sotto sale, la trippa che mettevi ad essiccare, e quello per noi è un fatto culturale, perché se esiste è perché grazie al tonno noi siamo andati avanti, senza di quello non c'era niente da mangiare. Quindi come una delle tante eccellenze che abbiamo in Sardegna, io porto avanti un'eccellenza che mi appartiene a livello territoriale, oltre a tutte le altre realtà che abbiamo in Sardegna. Diciamo che noi facciamo una cucina al 98% di prodotti del territorio. Pepe, esclusivamente pepe bianco utilizzo sul pesce, mi do una marcia diversa rispetto al nero, mi esalta di più la parte marina. Ok, ancora un po' di olio di lentischio. Tanto c'è anche l'assaggio per voi, quindi vi renderete conto della... Noterete che sentirete l'acidità
la parte del formaggio non la sentirete per niente. Perché? Perché l'acidità fa sì che la parte cremosa del formaggio sparisca. Quindi sentite la parte acida e la parte aromatica. Ok, intanto. Poi sfattiamo il mito, questa è una porzione da degustazione, così uno dice questa è una mezza di una mezza porzione, perché in un menù di 8 portate, 10 portate, se io ti vado a dare 70 grammi di riso, crepi e non mi assaggi altro. Che è un po' quello che contestano Barbecue. i fruitori dei ristoranti, un po' le porzioni, però poi non si rendono conto che durante un percorso quanti grammi tra riff e raff stiamo parlando di 600-700 Conta che noi di pasta secca ne utilizziamo 75 grammi, di pasta fresca sono 110 grammi. Dopo se uno mangia solo una piattanza i 10 grammi non ti cambiano la vita, certo, però cerchiamo sempre di bilanciare. Allora, salsa barbecue. Questa è la mozzarella che l'ho portata in crema. Quindi ripetiamo la salsa barbecue che l'abbiamo fatta con il carapace del gambero. Qui abbiamo lo scampo a crudo, anche perché la parte fresca la devo mettere, no? Ok. Cuore di tonno. Quindi l'intensità del cuore. Finocchietto. Ok, la foglia del cappero. Ok. E questa è polvere di cappero essiccata. Nel piatto. È servito. Quindi questo hai detto là nel menù? Sì, questo nel menù, in questo nuovo menù. Dopo cambiamo, a seconda della stagionalità, ne andiamo a cambiare. Anche sugli scampi e sui gamberi noi cerchiamo di fare un lavoro con i pescherecci diretto, ossia tutte quelle rotture di scampo e di gambero noi le ritiriamo e facciamo anche un lavoro di sostenibilità con tutto il pesce che vengono a recuperare i pescherecci. Quello di sotto viene buttato a mare. Quel pesce lì, pesce di fondale, noi lo usiamo per fare fondi e sulla pescatrice, quelle piccoline, lo stesso. Adesso stiamo facendo un lavoro sull'osso della pescatrice, facendo delle cialde croccanti da dare come aperitivo. Cioè se non lavoriamo noi sulla sostenibilità, come possiamo andare avanti? Cioè usare filetti di pesce sono capaci di valorizzare tutto a 360 gradi. Pensate che sul pesce noi siamo riusciti ad abbattere lo scarto dal 32 all'8%. Invece questa tendenza che il pesce ormai cioè il cliente lo vuole spinato, lo vuole sfilettato, eccetera. Beh, quella è una questione di comodità, però su molte cose, cioè noi in cucina siamo in 10 perché c'è molto lavoro. Se devi fare una cucina particolare, cioè noi cerchiamo di proporre una cucina che non puoi replicare a casa con facilità. Per fare quella cucina hai bisogno di manualità. Noi i fondi che facevano le nostre nonne noi li facciamo ancora da zero. Il fondo di pollo, il fondo di manzo, prendendo le ossa perché andare a prendere quei preparati. Lavoriamo su quello e quindi
Hai bisogno di gente che ci creda in questo lavoro e gente che abbia voglia di lavorare. Chiaramente tradotto nel piatto la differenza è evidente. Beh sì, come le farine usiamo diversi tipi di farine, usiamo le farine qua del Campidano per le paste, usiamo delle farine che arrivano dalla Barbagia col germe del grano per fare le preparazioni, quindi dopo diciamo che fortunatamente il programma Eco sul Gambero mi permette di far riscoprire queste identità, queste realtà di ragazzi. Quello che mi ha fatto piacere è trovare dei ragazzi giovani che sono rimessi in discussione, sono messi di nuovo a lavorare la terra, chi alleva, chi coltiva. Poi ragazzi che hanno anche una cultura, perché comunque molti sono laureati, sono rientrati e hanno rilevato le aziende di famiglia di seconda, di terza, di quarta generazione e hanno dato il loro contributo, chiaramente apportando una visione diversa. E questa è la parte importante, che i giovani hanno una visione che non è locale, hanno una visione che va molto in avanti e permette anche che i prodotti escano dall'ambito Dove ve lo regionale. lascio? Qualcuno ha domande? Fatele. Prego. Tasso. Prepariamo? Una domanda stupidissima, Luigi. Ho visto che voi continuate ad a girare il risotto dall'inizio alla fine. E cosa ne pensi delle due tesi? Allora, chi dice che non va toccato e chi dice che invece lo Allora, gira? io uso due tecniche di cottura. Se devo fare poche persone, vado a girarlo. Se ho fatto eventi con 400-500 persone, lavorando con grandi tegami, non lo vado a girare. Però cosa vado a fare? Vado a fare una crema d'amido. Non lo giro perché se lo giro devo continuare a girare. Se non lo giro però deve dare amido, se no, quindi vado a fare una crema d'amido che vado a mettere. Vado a fare una cottura inversa, vado a fare. Però se devi fare poche porzioni va girato. Perché dopo farti la crema d'amido è un lavoro molto lungo e allora ma intanto sono 12 minuti, ti rilassi, ti diverti, cioè non è che devi stare un'ora a fare, Anche perché va seguito, il risotto non va abbandonato. Quindi. no, va seguito e mai messo a bassa temperatura, se no l'amido si attacca sul fondo. E poi questo è un Carnaroli. Carnaroli dell'Oristanese. Non dico l'azienda, ma abbiamo 3 aziende eccezionali, più di 3, e questa arriva da una di quelle 3 aziende. E anche lì piccoli produttori che sono passati dalla fase industriale alla fase, hanno ridotto l'attività facendo un'artigianalità della loro lavorazione. Io vado, quello che ho le posate sono di là, bisogna prendere, Ivo, grazie. È questo? Sì. Tatsu, le posate sono di là. Chi è? Aspetta, ti do una mano. Tatsu, là dentro, le posate. Arrivo lì. Adiosca. Questa. Fuori del cappero? Si trovano. Allora, devo dire la verità, che io ho preso spunto dall'utilizzo della crema della foglia del cappero dalla cultura siciliana, perché in Sicilia viene usato molto la foglia del cappero. E da lì tanti anni fa sono stato il primo ad andare al Couscous Fest a Vincere, a San Vittorio Capo, c'erano le foglie del cappero e da lì ho preso spunto per utilizzare le nostre foglie. Potete anche avvicinarvi, così vedete anche gli elementi da vicino. Marzia, aspettate che vi manca. Arriviamo noi, grazie, super, grazie. Grazie mille.